Bentornati, benissimo aggiornamento con le previsioni meteo, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Si avvicina il fronte atlantico, l'anticiclone subirà un indebolimento nelle prossime ore per l'avvicinamento della saccatura da ovest che porterà forti temporali, clima che si manterrà comunque ancora molto caldo in pianura, ma subiremo comunque un leggero calo termico soprattutto al nord-ovest per il passaggio di intensi temporali, rischio nubifragi. Sono ormai confermate le previsioni che vedono l'arrivo di questo potente fronte temporalesco che agirà già dalla serata di giovedì. Infatti si nota la formazione di una cella temporalesca proprio nella provincia di Torino. Nella serata di giovedì si forma questo sistema temporalesco che viaggerà poi sempre più verso nord-est per coinvolgere anche le prealpi lombarde. Poi, come vedete, nella nottata potrebbe intensificarsi e quindi formarsi questa struttura temporalesca, un possibile QLCS che viaggerebbe poi verso le regioni del Triveneto nella mattinata, coinvolgendo appieno il Trentino, con temporali in sviluppo soprattutto sulle alte pianure lombarde, colpita anche la città di Milano come si vede nella mattinata. Questi sistemi multicellulari, accompagnati da un QLCS molto probabilmente, saranno strutturati molto di più dal corso del pomeriggio. Nella prima parte di giornata assisteremo a possibili temporali con chicchi anche oltre i 4 cm di diametro, ricordiamo tra il medio alto Piemonte e la alta Lombardia. Il rischio di forti temporali sarà elevato proprio per il Cape oltre i 3000 km in troposfera. Questo passaggio temporalesco si intensificherà molto probabilmente attorno alla metà del pomeriggio, fino a coinvolgere, come si nota, anche le zone del Triveneto verso nord-est. In questo caso è lecito attendersi grandine grossa tra Piemonte e la Lombardia, soprattutto, come si nota, una possibile supercella in formazione ancora una volta su Milano nel pomeriggio, e in questo caso anche comunque sulle prealpi, le alte pianure veneti si assisterebbe a una fase con possibili multicelle. Ricordiamo che le grandinate medio-grosse sono attorno ai 5 cm di diametro, quindi davvero molto notevoli, e condizioni che vedono anche forti raffiche di vento e la possibilità di un probabile QLCS tra le alte pianure del Veneto e forse del Friuli Venezia Giulia. Ancora una bassa probabilità quella che venga coinvolto anche il Friuli Venezia Giulia, le pianure del Friuli Venezia Giulia. Il Veneto sembra più coinvolto, soprattutto le pianure centro-occidentali come Vicentino, in parte anche l'Alto Trevigiano e soprattutto il Bellunese verranno colpiti dai temporali. Questo si conferma da parte di tutti i centri di calcolo e soprattutto dai valori di energia presenti in quota. Si nota da un rilevatore che prevede le caratteristiche temporalesche maggiormente coinvolto, come vedete, tutto quanto il nord Italia. Questa grafica intende, sottolinea, mostrare ove avremo il maggior rischio di precipitazioni, ma ancor meglio dalla nostra grafica che, come si può notare, prevede con maggior probabilità, come vedete, il rischio di grandine grossa e quindi di formazioni supercellulari, come abbiamo detto, sul medio alto Piemonte, la medio alta Lombardia avrebbe coinvolta, e soprattutto il Trentino e l'Alto Veneto, queste zone più a rischio soggette a supercelle. Avremo il rischio di downburst, grandine oltre i 5 cm di diametro, quindi forti raffiche di vento e nubifragi addirittura anche oltre 30 mm in un'ora. Questi potranno essere esercitati anche da sistemi convettivi, quindi il rischio quindi di potenziali QLCS, che sono non altro che la formazione di sistemi convettivi lineari dove sono anche contenute delle supercelle. Nelle aree in rosso sottolineiamo l'evento di possibili temporali, ma qui la probabilità rimane al 50% per una insicura traiettoria del fronte temporalesco. Tuttavia nelle aree in viola, come si nota, è molto più probabile l'evento di rischio estremi, di temporali estremi. Minor rischio temporali altrove, ovvero avremo invece il transito di nuvolosità alta, sarà umidità e quindi sarà scarso il rischio di temporali sulla Emilia Romagna e come compreso il Basso Veneto. Rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.